E poi passo, diciamo, alla lavorazione, una volta fatto questo procedimento, e si prendevano questi mazzi e si mettevano a bagno dentro a delle vasche d'acqua 8-10 giorni, poi si ritirava fuori e si metteva a asciugare, si faceva asciugare. E una volta asciugata si incominciava la lavorazione vera e propria. Si frantumava con la gramola là, che poi la andremo a vedere, che serviva per separare la fibra dalla parte interna, e perché la fibra rimaneva intatta perché è quasi indistruttibile, mentre la fibra veniva tutta triturata e rimaneva a terra, poi si buttava pure il fuoco. E poi una volta tirate via le fibre veniva passata al cardo, che sta lì, lo vedremo. È un affare con tutti i ferri acuminati. Si prendevano i mazzi di questa fibra e si strisciavano così ripetutamente molte volte finché si otteneva la famosa canapa morbida, diciamo raffinata. Più uno la lavorava più veniva sottile e morbida. Dipende anche dalla distanza tra un ago e un altro sul pezzo. Beh sì, certo, più stavano fitti gli aghi e più veniva raffinata. Allora premetto un tantino perché ho lasciato dietro. Per la sbiancatura veniva messa pure al sole procedimenti piuttosto semplici. E allora quando una volta lavorata, raffinata, si incominciava la filatura. La filatura avveniva, c'era la famosa conocchia che sta sopra, si prendevano dei baduffoli, si metteva dentro la conocchia veniva infilata, diciamo, in un qualche cosa, un pezzo di legno col buco che te la teneva così, oppure se stava seduto si metteva tra le gambe così, no? E poi si cominciava a tirar giù le fibre piano piano con le mani, no? E poi si prendeva il fuso, quello che girava così, non so se l'avete visto mai, che qui ce l'abbiamo, possiamo andarli a vedere. Si allegava il filo, il primo pezzettino sul fuso e poi si girava il fuso, quello girava e mentre girava con le mani si aggiustavano la robustezza dei fili, che i fili si potevano fare più spessi o meno spessi. E questo girava e quando si stava per fermare gli si dava un altro giro e quello girava e giù il filo. Quando si era allungato un po' si avvolgeva intorno al fuso e via di seguito. Quando il fuso era pieno di questo filo si toglieva e si metteva su un apposito, diciamo, fatto di legno, un arnese fatto di legno chiamato il naspo. Si faceva così e quando era pieno dopo si tirava fuori e veniva fuori la matassa, poi la matassa si attorcigliava così e si piegava e era pronta dopo per metterla sul telaio, vari telai della tessitura. E poi si ricominciava il filo e via di seguito, fino che non ti stancavi, poi si riprendeva il giorno dopo o altri giorni, no? E si filava così. Allora i fili poi venivano messi, la matassa veniva fatta pure in gomitoli, si facevano dei gomitoli di lana, l'avete visti, penso tutti. Oppure c'era delle bobine che stanno sul sopra il museo, avvolto lì. Allora, quei fili a un certo punto si passavano sui telagli, vari telagli c'erano di varia grandezza, e si passavano tramite i forellini o il pettine e si formava la trama sui telagli, no? Bella tirata. E poi una volta montata la trama sui telagli
sempre col filo si cominciava a tessere avanti e indietro. Ogni volta che si faceva una passata c'era il pettine, si faceva da un colpetto così che serrava il tessuto. Poi si ripassava a destra, a sinistra e sempre questo procedimento. E alla fine veniva su, diciamo, il telo di stoffa, che poi si toglieva, si rimettevano altri e via di seguito si facevano tutti questi teli. E vi valevano, cioè, si potevano fare dei vestiti, delle lenzuola, dei canavacci o delle tende, insomma, vestiarli pure, diciamo.